Inizio. Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a Analyze Splash del vostro maledetto veneziano. Oggi vorrei spiegare in grandi linee, no, il valore di un rito propiziatorio o di una d'agita, insomma, di un lavoro esoterico serio, no? Perché mi sono reso conto che molte persone, viaggiando in questo canale della New Age, della serie Vogliamoci tutti bene, o questi leoni da tastiera, non hanno bene in chiaro cosa vuol dire iniziare una strategia, un meccanismo di costruzione eterico di un progetto, no? Praticamente quando si fa un rito propiziatorio si inizia a costruire nell'eterico un progetto. E come ci sono persone che studieranno per 25 anni, magari fanno un liceo, prima le scuole medie, scuole dell'obbligo, poi dopo l'università, un master, qualcosa di cui non useranno mai nella vita, un rito propiziatorio invece è qualcosa che bisogna usare e ci sono persone che per 25 anni studiano, impegnano, mettono i soldi per una cosa che non faranno mai nella vita. E poi vanno a cercare dei riti propiziatori che fondamentalmente bisogna essere degli architetti dell'eterico, degli ingegneri eterici, no? Per costruire qualcosa di proficuo. Chiaramente ci vuole il suo tempo perché più il lavoro è pesante, più il lavoro è importante, più bisogna essere bravi e conoscere tutte le strategie magiche ed esoteriche per poter costruire una base che abbia poi un proseguio. E quindi alcune volte ci contattano, me o a Hilde, delle persone che proprio non hanno nessun- nessuna idea di cosa vuol dire fare un rito propiziatorio. E ci sono casi che il rito propiziatorio è importantissimo. Però prima di iniziare questa live, il vostro marito veneziano vi vuole chiedere di iscrivervi al canale di Hildegard, al canale del vostro marito veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, in cui stiamo rilanciando radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo, e siamo a più di 1460 amicizie. In più abbiamo un secondo gruppo, sempre su Face, che si chiama I Casti Sacerdotali. I link sono sotto qui in descrizione. Qui sopra vedete un numero, che è il numero per contattarmi tramite Telegram, per un consulto a pagamento di 20 euro 45 minuti. Bene, abbiamo anche un sito che ho creato nel 2015 dove si può scaricare 20 ebook, ne hanno già scaricati 150.000 e sono degli ebook che parlano di radionica, radiestesia e anche di chirologia lettura di mano. Sono gratuiti e il vostro marito veneziano ha già regalato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiestesici con tanto di istruzioni. In più abbiamo una sezione shop dove si possono comprare dei riti propiziatori appunto, ma anche ad esempio questo amuleto magico dal costo di 150 euro più 20 euro, scusate, più 10 euro di spedizione. Bene, iniziamo un po' a parlare di cos'è un rito propiziatorio e praticamente della vecchia scuola, perché oggigiorno noi ci immergiamo in questo marasma dei social e entriamo in gruppi dove la fa da padrona questo nuovo stile di esoterismo buon merceno della serie mandami luci colorate, arrivo alla quinta dimensione, salto quantico a destra e a sinistra e mandami energia a destra e a sinistra. Ma questo ne ho già parlato in altre pillole. Io vorrei parlare oggi, no, di cosa vuol dire costruire un rito propiziatorio. Allora, quando si contatta un esoterista, spesso e volentieri la gente non sa neanche a chi sta chiamando, no? A parte Hildegard che ha più di 500-600 video, o il Marietto Veneziano che ha quasi 1500-1600 video, molti, no, si propongono, no, e non sanno neanche chi stanno chiamando. Ma chi chiama il Marietto Veneziano, ha visto una decina di pillole, sa lo stile, no? Allora, un rito propiziatorio, prima di tutto, dovete sempre iniziare a calcolare minimo 9 mesi, no? Dal momento che si decide una strategia. Ma la strategia si decide cammin facendo. Generalmente ci sono 3, 4, tra virgolette, scelte che le persone cercano. Cuore, lavoro, benessere, abbondanza. Ecco, sono le 4 cose più richieste. I sentimenti sono la cosa più gettonata. Però quando si inizia un rito propiziatorio bisogna sempre avere le idee chiare, ma generalmente il committente non le ha chiare. Per il semplice fatto che non sa neanche, ad esempio, l'altra
persona, anche, cioè, io sto sempre parlando di una persona che è al di là della stalla, che è in senso metaforico la famiglia. È chiaro che se si parla di famiglia, allora questo è un altro discorso. Ma quando si vuole raggiungere qualcuno che è scappato, che se n'è andato, oppure lo si è conosciuto per strada, ma non si sa nulla di questa persona, è chiaro che bisogna incominciare a pianificare una strategia, minimo 9 mesi, se no non si inizia neanche, perché è chiaro che chi arriva magari da Marietto, ho visto i filmoni da Leoni di tastiera, no? Che in 28 giorni mi promettono di camminare sull'acqua, trasformare il vino in acqua o l'acqua in vino, di risuscitare i morti, quelle cose qui. Ma queste cose qui sono da fantapolitica, non so io, chiamatela fantapolitica. Nella realtà, quando si entra nel mondo esoterico, si costruisce qualcosa a livello eterico, no? E a quel punto lì la bravura dell'esoterista è quella di mettere i mattoncini giusti al posto giusto. Quando l'operazione magica è lanciata, cascasse il mondo andrà sempre a segno. Lo ripeto, quando l'operazione magica è lanciata, cascasse il mondo andrà sempre a segno. Certo che ci può mettere il suo tempo, perché ci sono delle variabili che neanche il committente sa. Potrei elencare centinaia di esempi di momenti in cui il committente si è reso conto che aveva detto delle cose che non erano realistiche perché chi se n'era andato mi ha raccontato delle favole. Quindi dovete sempre capire che quando incominciate a costruire o avete un progetto, un'idea, no, di fare un rito propiziatorio, dovete sempre tenere presente che ci vuole il tempo. Ma la cosa più importante è che questo tempo costa. Quando si va dall'esoterista bisogna sempre tenere presente che ci sono dei costi. Per darvi un'idea, una candela, che sia una candela consacrata per un'operazione magica, ci si mette un mese a farla. Una candela, figuriamoci il resto. Il tempo e tutte queste cose. Io sto parlando di riti propiziatori di alta magia operativa. Non sto parlando di New Age, di basso livello. Io sto parlando di operazioni magiche che vivranno fino a 40-50 anni. Non sto parlando di favole da mercato, da giullare. Quindi, quando si inizia a fare un lavoro serio, bisogna tenere in conto il tempo, i costi, no? E che si vedranno i risultati anche se uno non ci crede. Questo per farvi capire che la cosa è seria. Quindi non contattate il Manetti Veneziano se non avete o il Degar, se non avete intenzione di investire tempo e denaro, perché le cose costano. Qui non c'è nessun leone di tastiera, non c'è nessuno che voglia di perdere tempo. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.